Sabato 25 aprile, 70 anni dalla liberazione dal nazismo e festa del patrono di Venezia San Marco Evangelista. Doppia festa, doppi buoni motivi per tenere chiuse le attività commerciali? No, non solo nel veneziano, ma in gran parte del Veneto, grande distribuzione e negozi di catene saranno aperti, a parte quelli di Coppa Adriatica e l'ipermercato Auchan di Mestre, che terranno abbassate le serrande 25 aprile e 1 maggio. Commesse e sindacati apprezzano questa minoritaria inversione di tendenza, ma con chi tiene aperto sono arrabbiatissimi. Mettono in dubbio guadagni e utilità, tanto più per gli addetti, che sono soprattutto donne, che tentano di conciliare lavoro e famiglia. La grande distribuzione di questo, proprio il valore delle persone, non lo ha mai valorizzato, anzi il valore della scatoletta di tonno vale di più. L'ideale sarebbe un'apertura a rotazione per accontentare chi ha bisogno della spesa o dello shopping proprio nel giorno di festa, dice la CISL del Veneto, limitando così il lavoro festivo. È un appello così molto semplice che non, quantomeno a regolamentare, a non avere, diciamo così, proprio nessun tipo di vincolo, nessun tipo di regola. Molto legato al tema del lavoro c'è anche il tema del riposo e della festa. Io cerco di convogliare le mie spese durante l'orario tradizionale. Io sono per la liberalità assoluta, cioè chi vuole aprire tenga aperto, perché no? La Chiesa veneziana ricorda poi che il 25 aprile è festa religiosa e laica insieme, di chi con il sangue ha liberato l'Italia. Per questi due motivi, sacro e ugualmente sacro, anche se laico, dovremmo aver avuto almeno il rispetto delle multinazionali e dei supermercati. Stessa situazione il 1 maggio, quasi tutto aperto, esclusi i marchi già detti. Aperti diversi negozi del centro, quelli piccoli no. Noi siamo in famiglia e ogni tanto facciamo festa.